Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano la nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e come hai detto tu, lì è un po' una partita senza esclusione di colpi. Puoi vincerla tu, la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati nell'ultimo giro di lancette perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana, e oggi era un po' un premio a tutto quello che stavano facendo nell'arco di queste 15 più 3, 18 giornate. Però non è andata bene, però mi tengo una grande prestazione e penso che chi sia venuto al Vincenzo Presti non abbia visto una partita di eccellenza, ma credo anche di qualcosa di più. Non siamo venuti qui per fare barricata, non siamo venuti qui per fare un po' la vittima del Gela. Chi mi conosce sa che le partite me le vado a giocare. Eravamo 14-15 persone che tante volte perché abbiamo degli infortunati, qualche squalificato, non abbiamo magari la possibilità di fare determinati cambi su determinati posti, e c'è anche questo, però noi siamo stati sfortunati non per i cambi, ma perché in quel momento lì è uscito un mio difensore che era Basile e in 10 contro 11 magari quell'uomo in più che si è riversato, che era Giuliano, per cui un difensore in più, è stato bravo a fare il tap-in e a mettere palla del 2-1 a tempo scaduto. Io ricordo questa piazza con grande gioia, con grandi ricordi, perché l'ho fatta nel periodo da giocatore quando era in Serie C. Sono stato qui 4-5 mesi e poi sono stato qui da allenatore in C 2 anni. Questa è una piazza che ancora ricordo, la famosa partita contro il Napoli, che era il guardaline sotto le palazzine, non ha segnalato un fuorigioco a un nostro giocatore che veniva da dietro e che avevamo quasi pure battuto il Napoli, che poi ha vinto il campionato, per cui ho ottimi ricordi. Questa è, come ho detto ai miei giocatori, oggi veniamo al Vincenzo Presti con una cornice di pubblico importante. Fate vedere di che pasta siete fatti. E io su questo sono fiero e orgoglioso dei ragazzi, perché hanno tirato fuori una prestazione senza, come dire, aver paura del Gela.